ma un po' capire che non solo non teniamo le pattuglie, per quanto non siamo nemmeno motorizzati e andiamo a piedi. Ma un po' capire che la polizia di Chicago si mio due vicini sono sciancate. E sono fatti voi, la figureria davici tu, io dicevo salva la faccia, perlomeno. Insomma, che vai trovato? Ma già cominciato qua per un'altra volta. Tu riesci da quando parli, capito? Ma sono scetato, va. Io ripeto un'altra volta, fai attenzione. Attenzione qui centrale. Qui centrale che chiama Terno Secco, Passo e Ignuro. Terno Secco che chiama centrale, dite pure. Terno Secco, siete in ufficio? No, sono asciutto. Siete usciti? A che già hanno tirato la stazione? Pinkerton, ma perché continui a fare scemo? Ma la vuoi finire? No, tu mi fai passare qua in terra America. Ma perché non vai a fare in quella qua terna secca e sora? Ziete. Pinkerton, prima ci fai partire questo cablogramma. Cablogramma? Cablogramma. È una parola, puoi scrivere. Detto. A tutte le stazioni di polizia, più serie della nostra, sono ricercati una donna di nome Bonni. Bonni? Quanti anni c'ha già mettere qua? Niente a cena 3, che le chat? Allora, Bonni. Va pure? Segni caratteristici, tieni in mano pesante. Salute. Segni particolari, una voglia di fragola sotto la panza. Niente meno. Te una voglia di fragola sotto la panza? Sì. Non deve essere bello. Allora, dunque, stammi a sentire. È un uomo di nome Chiossape. Che stiamo cognome? Chi? Che? Chiossape. Che cosa? Signor Chiossape. Chi? Arosa? Come si chiama chi? Sì che ne saccio, Pinkerton. Mamma mi detto Chiossape. Pinkerton son chi che non lo saccio. Chiossape che non sai. No, son chi che non lo saccio, a te chi dà mannata America. Ecco, Chiossape. Vabbè, Chiossape. Pinkerton, stammi a sentire. Segni caratteristici, te la capa tosto più le brecce. Segni particolari, un neo sulla natica destra. Allora può trovare con la mano mutante. Se no come può trovare, ma chi sta? Pinkerton, passa e chiude. Passa e chiude, piano, non corri, piano, ti fai male, non correre, vai piano. Alla banda degli assassini, i teppisti di Brooklyn, a sparare ci divertiamo. Dalla sera fino al mattino, pirotecnico concertino, siamo duri senza pietà. Siamo la banda dei grammafini, i rivali degli assassini, le pistole facciamo cantare. Adimite le bombe a man, quanti marati che noi facciamo. I più forti di tutti siamo. Guarda capo, due moscerini di quell'associazione della banda dei Grammafini. Cosa facciamo capo? Li schiacciamo? E quando mai? Chi lì deficiente della banda degli assassini hanno potuto mai schiacciare qualcuno. Al massimo un bisolino. Che dici, Bonne? Come ci facciamo a sti scema? Alla sputazzella, nel senso che sputammo in occhi all'azzo comode. È brava la pupa, fa la spiritosa. Bambola, hai la fortuna di morire insieme al tuo amico per mano di Jimmy detto Long White John. Visto che ha detto anche mascella di ciummo, visto che nessuno mai è riuscito a mettermi K. Bravo Longuacchiato, bravo. E allora se mi dai un piacere venire a radio amico conmigo, avrai la gioia di finire i tuoi inutili giorni per mano di Bonni detto braccia fiere. Soprannominata anche all'estero e conosciuta, molto celebremente conosciuta come Bonni a manapa santa, perché chiunque è passato per sotto la mano mia, voglio saluta a fare Dio. Ok, Bambola, sarà un piacere per me metterti alla prova. Con piacere, è una gioia, prego. Se vogliamo andare? Certamente, prego, c'è del pane. Ma prima le donne. No, non sia mai detto. Prima le donne. Ma per carità, prego. E allora passi. Allora, e poi ce lo passa io, ma la data, secondo te passa. Billy, andiamo.
tengo fame, voi decide quando mai. Quando mai? Una parola. Ma non vi attivo il bicchiello con formaggio a pomarola, ti do presto, ti dorà. La borsa scende e mancano i quattrini, a panza si è azzeccato con i rini. Fior d'ogni fiore, io tra se esce ci suppone a mare, non per mangiare, ma per sentire l'adore. Fior d'ogni fiore, sento solo adore. Tengo sonno, vi decido, vado go, è una parola. Manolietta che consola, manolietta che ristora, chi do presta, chi dorà. Sotto le colonne di San Francisco e Paola, posso sognare una bucca di fravola. Fior di giagiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, ma bello come me ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ce n'è uno solo. Fior di giagiolo, gli angeli belli stanno a mille in cielo, paziente come me ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ce n'è uno solo, fior di giagiolo, ci sto io solo, fior di giagiolo, ci sto io solo. Allora mi cominciare a faticare e mi apri mica giornate che schierate a coppola reggiù. A reggiù ti sta facendo le coppole. Non sa quante cose che bene che sono come prima napolitana che va in da lui. A reggiù che là se secco. Ai là, nai. Ehi. A tempo, vado con milioni di servizi. Voglio prestare gli scappi, ja? Ah, c'è un figlio cavallo, porto fortuna. Adesso. Ehi! Oh, posso pure cominciare a faticare. In America qui, trovo pallone per terra, trovo i dollari, non si trovano manchi e pezzu. Sti fatiende si fumano pure dite. E carne. Bersagliere in caserma. E carne. Hai ragione che è passata la macchina dei piedi piatti. Beh, ma tu volevano, se manca letta, se manca. Ehi pupa, ma ci rivedremo ancora. Quando vuoi tu, io sono sempre lì per te. E chi ti vuoi capo? Adesso! Amore, io non l'ho mai visto. Ma perché hanno fatto il segreto con il filtro, non arrivate lì? Fermi tutti. Mo facci. Vai, è perché il nuovo posso fare a chi, si crede? Zitta. Vai. Ben messo, proprio in prima sulla dai, sì. Come non è sicuro? Che tu puoi dire? Io che sono sicuro americano. Bella sono bella e buona vanno te. Si vede che hanno mangiato troppo. Ci sta chi mandare per troppa fame. E io ho dato poco per andare per la bollezza. E beh, che può fare? È messo. Ma chi si sono come ricotto quando era in America? Ma schifo di ma che va buffate troppo? Anda là, ma pare un porco chi? Così vuoto. Ma che maronna sta succedendo qua? Ma fossero arrivati ai marziani da a terra. Io non arrivo a capire cosa è là da boom. Guarda là, guarda.
Mollare le fatine a buie che va buffate. Egoisti. Porci. Ehi. A te mi ti fumi. Non ti faccio fumare. Sì, vai a te. Ti dice un accendino. Ui. Fermo! Non fai un passo che ti sparo! Ehi, la notte da befare. Ma che è accendino? Fammi picciare voi. Fermo! Che? Sparo! A me? E perché vuoi sparare? Gesù. Oh, bravo! Sei forte e sei pure coraggioso! Bravo! Ma lavoro con me? Come ti chiami? Ma te che te ne vuoi? Mi chiama Clyde. Bravo! Mi fa piacere! È da Parigi che stiamo cercando una nonna come te. Vieni a casa. Ehi, Sta già fa una proposta. a me. Io mi sono sfastriato e stare in da banda di gramma P. E là, si viene da che la tri. Co? Che ri? No, dico parla pure latina parli. Ah, bravo, si istruì, bravo, fa piacere. Bravo. E capito, io mi sono sfastriato perché, come si dice, io mi voglio mettere in proprio. Hai capito? Ma c'è bisogno di un partner. E come fa tu un partner mio, no? Ma se non ti spiego, che ci fa? Allora, ne facevo un sacchino, no? E parla, Sì, e cose niente, che ti sa credere che mi fa? Che da già dice qualche rapina a mano armata, qualche assalto ai furgoni blindati delle banche, irruzione dei negozi a scopo di rapina, insomma, e si poi ci scappa morto, che può fare? Che cosa dice? Sono incidenti sul lavoro, sciocchezzi! Sciocchezzi! Bravo, hai capito? Bravo! La rapina a mano armata! La rapina a mano armata! Blindato! Sì, o furgone, sai? O furgone, poi si scappa pure! Cioè, poi scappa, Ma chi da morto stai dicendo? Ecco, che dice? Ma nel caso manca lei! Gesù, ma allora che ti scrivo? Io facendo il lavoro di beneficenza, ma a mancare, ma come a mancare? Ma come a... Cacchio, preso, porto in galera! Ma come a chioppa? Come a chioppa a te? Un non è come da chioppa a te? Tu ti sei rivelato questa cosa annanzi a lui, ti sei rivelato una cosa non sa sai! Ma sì, perché chi? Ma come ti arrestano a te? Come da tu sei un fusto? Tu sei un uomo capace di stendere una squadra di poliziotti in una volta sola! Ma non è evitato uno per noi, Voglio li facci per noi! Tu vieni a capire, oggi capite, la capite! Tu io questa cosa la faccio, capito? Voglio... E ha subito sta cosa! Ah, già si va! Ma allora se che dice? Accetti? Ti fa piacere, che dici? Ti facci imbrunare assai! Renare capale, capito no? Ma non... io ti sto grande una fortuna, tu non mi capisci! Ma tu veramente fa? Come no? Visto e considerato che cazzo una parecchia candela qua, arriva a fare sempre ma più. Caccia fa? Ti faccio arricchire di carica. Se sono arricchito tanta gente, ma che se pure. Ma prima che incominciamo il nostro lavoro di coppia, ci a conoscere pure. Tu ti hai presentato? Già, non mi sono presentato. No, Scusami, è Andrea. logico, ci vuole. Scusami. Certo. Ci fatto un lavaggio rapido. Clyde, Chi ha ora stiamo? quello è disinfettato. Ma non signore, io lo so che ti chiama Clyde, me l'hai detto prima, Clyde, pure no, ma mi piace, ma io dicevo un'altra presentazione. C'è un uomo e una donna per si conoscere pure che cosa devono fare. E che cosa devono fare? La vista sapere, devono fare l'amore, è chiaro. E che il suo amore che uomo me stai dando? La fusione deve avvenire. No, signore, Io non a casa mia, io sono che casa che avvicinare dove che qua, la 20ª street, qua stritta a cadrete. No, perché mi portai due stritte a me? Al 180° piano. Non paga se tu? Vieni. Io vengo a pagare se tu? Ma vuoi fare malamente che stai? Che dici? Va venire no? Voglio. Dai, No, ma sa che lei, guardi, è meglio che ti parli chiaro. Io non sono stato mai con una femmina. Com'è? Mai una femmina? No. Come mai una femmina? Ma manco una volta, non ci hai mai provato? E non so manco come si fa. E ma ci hai provato una volta? Sì, una volta ci ho provato. Facci sto fatecchio. No, specie. Ho capito, mi piace, però è sincero però. Ma come mai sto fatto? E Com'è perché possibile? io sapevo una cosa. Che ogni volta che vado con una femmina, quando sto per dire una femmina e mi abbia lanciato, nemmeno mi sto lanciando,
tutto insieme, arrivo nonno a cavallo. Un nonno. O no? E chi c'è questo nonno? Perché il nonno mi si era il generale i fanderini. Combatteva chi sudista, con gli indiani. Ma che me ne importa a me dei sudisti? Che non combatteva chi sudista e gli indiani? Ma che me ne importa agli indiani e dei sudisti? Che già sei? Ogni volta che mi arriva a fare chi l'ho fatto là, no? Come sa chi l'ho fatto? Tu capito? Arrivo nonni a cominciare. Voglio! Ah, tra la voce. Oh no! Come? Voglio! Ma raccomando! Non fosse su! Pensa all'America! Pensa all'America! E io penso su fatto, penso all'America! E a questo punto mi ci monto una pizza! Guardate. Vabbè, ma può essere che stavolta nonno non viene. Può darsi che il nonno mi sta occupato. Oh! Nonno sto occupato. Un nonno mio, sto occupato! Ma che non c'è essa? Sei un nonno mio! Sto occupato a seguitare all'indiana e che magicamente non bene, no, Clyde, ma provò, ma mi è venuto sto io voglio provare, perché tu mi piaci. Ma tu sei zizzoso abbastanza. No, ma che sai, io vedo un nome diverso, io vedo un nome piccerino e forte, mannaggia, io sono abituato con chi si può prendere a me. Sono come ne ricordi? Invece no, io a te vedo una cosa nuova, io vedo un pupazzino, sprigliello, a graziariello, friccicariello, maniariello, va, si bellivia, si hai capito, sono maniariello, ma vuoi come vuoi tu? Si bellivia. So bellivia lei? Ora so bellivia lei? Tutti quanti lo dici? Tutto quanto può dire? Bravo, mi piace bravo. Tutto quanto può dire che sono bellivia? Tu sei bellina pure per si usa, volessera la femmina 200.000 volte. Però, quando ho fatto curioso, quando sto grido meglio, può pensiero se ne trasce. Sono io che già fa, tutto colpa di mamma, che una sera con papà si mettette in affità. Una pannellata là, cic già, una pannellata là, cic già. Come niente capuata, non volete ne guaglia. Tu fattele contato parrucchiale, sacce che non rattusa e figlia una pacchiale. Ma dico di cibo spiegazione, mi ha dicere soltanto che tieni un pensiero. Sta inguaiata e che può fare, tutta colpa di mamma, che una sera con papà si mettette a rapità. Una pannellata qua, giacchicchia, una pannellata là, giacchicchia, Come niente capuata, non volete ne guaglia. Prendi la rapina e si scorda di pistola te. Ah! Gesù. Ma questi sono due della banda degli assassini. Anzi, questo è addirittura il capo della banda, Jim Longuacchiata. E che ci fanno a cantare? Devono avere acciappato una sventola sotto almeno e sono finiti capo. Strano però. Jim è campione dei pesi massimi e nessuno era riuscito mai a stendere l'unguacchiato. Avrà trovato qualcuno più unguacchiato adesso. Sta rinvenendo. Jim! Che ti è successo? Ma sceriffo, sceriffo, per fortuna, arrestatemi e tenetemi in cella per un po'. Ma che ti è successo? Tu sembri spaventato. Oh, Billy. Oh, lo siamo, sceriffo. Che è un tipo
tipo micidiale in giro, uno che va ammazzando la gente. C'ha un colpo formidabile, peggio della dinamite. Sì, sceriffo. Ma chi è? Lo conosci? No, non l'ho mai visto da queste parti, deve essere un forestiero. E stava insieme alla gang dei Grammappini. Conosci la gang? Eccolo Frank. E c'era anche lui quando è successo il fatto. Frank, vieni qua, c'è lo sceriffo che ti vuole chiedere informazioni su quel tipo. Chi è questo individuo che gente la stende per la strada? No, che standa gente per la strada. Che getta la gente in terra mezza via. Deve essere il diavolo in persona! Sì. Io me la sono battuta, cioè, ma ne so proprio fuiuta! Dopo che aveva steso questi due, con lui era rimasta Bonnie e io sono tornato per questo. Bonnie la bionda? Sì. Ma se fossi in te non mi preoccuperei. Di solito è lei che stende la gente, ma su lei. Andate ragazzi e cercate di rigare diritto. Ok, sceriffo. Quanto a questo tipo ci penso io. Ok, sceriffo, ok. Grazie. Prego. Sceriffo. Billy, ti scordi la pistola. Grazie, sceriffo. Andiamo. Madonna mia, voglio... Ma tu stai proprio guaiato, sa? E tu ti la fai Briano Miri. Ne cosa però? Io non ti voglio. Io te vedo. La vado su giù da me. Si giù me? Figuramici la nipote, quello che devi finire fa. Oh mamma mia. Ma stavolta pure è venuto un nonno, sì, pure sta ritornata volta pensa America. No, non è venuto. E allora è buono, io ci hai fatto un passaporto. Però mi hanno dato l'attendente. L'attendente? Eppure stai pensa all'America, pure da cavallo, sì. No, ti deve sempre appena l'attendente. Io dai che tu controlli, no? Cari. Tu, non hai detto no, pensa alla salute. Ma non è una combinazione, piglia te. Poi è buona così, allora stai Mi migliorando. sono cazzo di più all'attendente con no. Stai migliorando, meno male. Mano, Capisci, è piccerino, va a cominciare. Tu, allora andiamo belli, pensiamo a cose importanti, che mi prego, mamma fa, voglio che c'è Marina fa. Ma risolve la situazione. Ma prima, neanche perciò, ma ci metto a faticare, ha cominciato a faticare, ma che si fatica, non si mangia mai lo. no, e perciò lo dicevo, mamma ti mamma, Io ci vai, mamma ti mamma. Io mai ci venuto di mettere la mano nella bocca. Non signora, mettere mano a faticare. La prima cosa, che si dice lo, tu stai vestito? Stai vestito? E non mi vede, come solo c'è che ti ha camminato. Che stai vestito? Una precisione, io non do cazzo, si sta imbuttonata sotto. Ho buttunato proprio no, Una piccola cosa. Ma stai armato, sto dicendo, stai armato! Ehi! Che ti? Non ti imbarì! Ma mangiare figurini! E tu che vuoi? No, pistola, a dire! Ma no, mi sono scelto di mamma, ne mangiamo! Oh, rivolvere, no, di! Ma quando va? Come faccio, ma sta rapido, io non sto armato! Ma io sono sempre una persona per me, non sto mai a finire da te! E che c'è secca che allora come lo metto a faticare? E allora come vuoi entrare nella malavita? Gesù, ci siamo messi in società! Io per esempio, io la tengo! Adri! Io la tengo! E a Simone! No, non basta, io la caccio a fuoco, come la passi? Allora la tengo a fuoco! La caccio a fuoco? Si capisce, che la tengo a fuoco, la tengo a stipare! Capito? Faccio la fuori, ci vuole come tu! Tu, ma sai che fare? Io cosa facciamo a chi io? A chi? Ci facciamo fruttaiuolo. Io mi faccio a chi? Ma tu ti siete buono! un me lo fa. Chi va con mariscione non? Vedi che sto con qui? Se una cavalla e mi sputo faccio! E allora giù! Ma che capito? Ma andò certo, sai tu, lo faccio per modo di dire, ce lo rapiniamo, gli devi fruttare una busca di soldi, stai a no, ci vedo bene, ci facciamo l'ingaggio, come chiama a mangiare qualcosa alla coppa? ma non momento, intanto come si fa se non lo dire, a me non sì, ma non dice niente, adesso lo canto te! Non lo fa per una propaganda però! Vabbè, ma la fa mettere a paura a chi? Noi gli piglia io la faccio. E tu come fai? Se tu dici già che non andare chi sono te, chi è logico? Ma non c'ho dico, però... Fa una cosa. Famos. Mi è la mano in due casone, così, è posto. Io che sto, come mi dico, ma tu vedi col caccia così, capito? Io lo caccio veramente, e tu invece un posto. Brava, così, come... Ah, c'è busto là, brava, e sempre così, sempre busto.
Finché stavano in due calzoni, sì. A così, quando tu non mi so, io mi vado a fuoco frutta io. Hai capito? Io non mi so che tu non fai, no? A così stanno buchi. No, ma io posso pure che No, e dove posso mi dica che esagerare? buono, chi sto chi? No, basta. Guarda che hai sparato con chi sto con chi? Ma mi lo basta. No, non c'è che mi chiama che c'ho. Io guarda bene, ora cosa facciamo? Che danno chi lo pistolone? Chi lo vede? Se mi hai visto che ti hanno pistolone. Sai tu va bene, invece tu. Invece l'ho visto loro, ma faccio in due calzoni. Signore, cosa fai in bocca tu? Sono coraggioso. Non c'è l'impressione. Ah, no, non lo preoccupare. Ma l'affronta a mezza impressione. Vieni qua, io sta scemo. Scemo? Mo ce lo faccio in mano fuori, capisci? Senza che chiamo fino a dentro. Che tu vuoi fare in? Tu fai tutto quello che faccio io, hai capito? Appena prima io, fermo, appena esco, Fermi capito? tutti. Ma così io la pressa a me, capito? Fermo! Questa è una rapina! Fermo! Questa è una mappina! Tu e mamma, che stai dicendo? Guarda, Ma perché ci sto sempre una gran mappina? ma che cazzo Ci sta di da bande No, rapine. signore, sono rapina, dice rapina. Non capisco. Rapina questa non è ferma, ma rapina. tu fai solo mossa a bocca, non capisci io, capito? Oh, questa non è Tu rapina. parla fuori. Io a te, stai a fare una latrina, una rapina! Non capisci, fai Fallo per il posto, il mondo. Io tengo, devi. Scusi, io parlo una cosa. Io qua, ho di effetto mio, è tutto qua. Hai capito? pure su. Capito, chi sente Capisci? Azzurro. Non devo Non andare. sentite. Io sono nato così, Vabbè, capito? ma capito. E allora tu, Sì, no. la razza buona. Razza sì. Io non sento buono. Tu parla forte, capisci? Tu parla forte, io sento. No, lui non può, non Ma tu parla no, per Fai tu. No, io nemmeno. E tu parli, io sento. Tu napoletano tu. Napoletano tu. Si crede chi va so. Tu figlio napoletano tu. Sì, sono figli di napolitano, perché sono Io paesano, a Vallivia. Ma sei una pariente. A Vallivia, capisci? Perché la faccia in uso. Ma Marabino, ma faccia pariente un pochino. Tu parla forte, così forte, e io sento, capisci? Io tengo io. Bello paesano, bello piace napoletano. Tutti pazziani napoletano. Bello schiaccio, bello napoletano. Mi disparai, io la so. Piace molto, mio. Noi non facciamo a gridare. E io non sento No, voi. va, guarda a me, va. fai piano, Guarda in bocca a me, va. Questo. Voglio Tu pazzie, bella napoletano. Dio vuoi, Dio vuoi. Bello paesano. Tu fai morire a me. Pezzi di scazzati. American Banana di detto parole. Sai chi sto ci sto io. Siete tu. Io niente. Sei proprio poi Rapina, non c'è soldo, e faccio di. Io cattura la pina. Che sta fa buono. Io capisco. E ti da pigliamo. Rapina, piccola rapina. Mamma proprio questo. Sarà da mamma. Buone questa, buone rapina. A voce grossa. Che sia sorella. Ma guarda che la rapina capita rapa piccina. Voce grossa. Ma chi c'ha di soldi? Cannone. Come ti capisci? Lo conosca chi? No, Lo conosco. Non la vi. Chi è che sa io te sciapola bene si porta a capo? signore, che la sciarif, che capisci? Ma come ti capisci? Si diano cose buone. Vai, così. Grazie. Fermi tutti, polizia. Non capisci, che? Ha detto così, che non c'è. Quanto che vuoi la polizia? La polizia? E che vuoi? Quando capire chi è che le polizia, ma quando è busto e monnezza come te. A che gli ha dati vista? Signore, vuole sapere, vuole Fate un mocco. Faccia a me, Fa mocco, tu fa mocco. Aspetta, che la
dice a me? Chi sono questi? Caetto, Sì, metti in bocca la Capi? Vuole sapere? Sapere? No, non la pera, vuole la pera. Mo bene. Vuole sapere. Sapere? Noi? Chi siamo? Chi sono? Cliente. Siamo clienti. Non sono banditi? Sì. No! Dice noi, banditi! Tutti è scemo, No! queste persone buone, paesano buoni, questo è cliente mio. Cliente. Rapina questo. Ecco, allora vi ho presi, volevate rapinare questo povero uomo. No, lo dice pure Ma che dice questo? Rapina, comprate rapina, piccola roba. Rapine, questi è rapine. Facciamo vedere. Sto facendo una Queste rapine, capisci? Persone per bene. Che capisci tu? No. Questo è signore, ma bandito, questo è scemo. Siamo i clienti. Vieni il cliente che compra il magazzino, questo è scemo che te io non mani nessuno, stavi a rompere. Cosa cicci? Vai e telefono dopo tu, capisci? Non ti sto fare il cliente. Questo è scemo, capisci? Quando anni di Mario, a rossa di Mario. No, ma cosa? Scusa di papà. Scusa tanto, paesano, scusa tanto, scusa. Questo è non scemo, capisci? Non capisci? Il signore, guarda che tu quando faccia qui. Ma poi ci sono. Che la faccia? Dopo faccio buono per me. Oh, dammi i soldi della rapina, paesano. Tu hai comprato la rapina. E dammi i soldi. Ma le sordi, Ma di lupo, ma sordi ne dico. Era rapina a te. Ma compriamo chi lo chiama? Calma, fa, chi ci aiuta? Che ti faccio 5 sensi, 5 sensi, 5 sensi, 2 sensi. E che ti stavano anche i pezzuti di fumo troppo Se bagnato. passano tu, mamma, ti sono, e tutto che lo fatano lo paese, ma va a mezz'ora. Ma mica bella rapina, che mi fa? Ma cominciate pure. Ma fatto la rapina. Ma fatto una bella rapina. Ma che fate, come fate, santo? Che fa? Sì. Che mi date la fenuta? Ma fatto la prima rapina. E che faccio? Tu devi dare la rapa, sola, hai mai studiato da is. Che stiamo fatta, che c'è la Ma ci mi schifi la rapinatura, voglio bene. È meglio che cagliamo ma sì. Ma cominciamo. Ma insomma, come state a fare? Qua non è andata bene, capito? Il debutto è andato male. E tu non hai capito niente, frate mio, ma mi ha acchiappato pure al sud. E come si fa? Via, ma prego, ma andate là, guarda. Ah, come te l'hai messo sto pistolone? Come te l'hai messo? Ah, abbiamo la penna stilografica allora. Ma così io te la portato di mano. Ma che portate male? Ah, così io te li ha mettere in doca su. E che stai? Vai. Allora vai. Fino a basta. Allora vai. Ah, così. Oi, guarda che tu. Sono buon scelta tu. Allora, di. Allora, sta bene, così proprio, tu, hai capito? Ma vedremo come fa, ma dobbiamo pensare a ma fare qualcosa, e se no cai un altro passa così in bianco. Tu, ma sai che fai? I mobili parlano un bello piano. Che chi li vuole essere vuoi? Perché? Tu solo hai conte. Ma su no, andiamo a facendo le posteggiate. Tu ce l'hai con il piano. Ma non signore, un piano di azione! Ma vedete come ma fa? A chiamare a Pinò? Che qualcosa, là, noi. Lei sai. O vedi che lo ristorò? Chi lo vuoi? La bacio io ristorò. Vogliamo la dire. Che pistano spianò, se facevi tu, ci pulizzavi tutte le clienti e ci pulizzavi pure il ristorante. E non che mai ma fa? Che si mandato a fare pulizia. Ma qua pulizia, chiama scomandello, che hai capito? E pulizziamo, ma tu il gergo non lo capisci proprio. Ma tu e pulizziamo, ci pulizziamo tutte quelle che erano, oggetti, renare, e pulizziamo le borse, la cassa del ristorante. Ma speriamo che c'è danno. E come non c'è danno, aiuto. Chi sto pure chiuso, quando è? Ma quando mai? Dipende da noi, guarda, per fare bandite. Ci vuoi che stai, ci vuoi che sacai, che cosa? Ma non la devi dimostrare! Facce disgraziate, coraggio e sangue freddo. Tu hai la faccia disgraziata veramente a te. Però devi dimostrare coraggio, hai capito? Devi essere bello pronto, non ti mettere a paura. Insomma, chi non faccia a noi, devono leggere tutto il fatto. Cioè, hanno a leggere non faccia a noi, quello che si sta scritto, hanno a leggere, guagliù, cacciate renà e non facciate scherzi, che se no che stasera è finito per buio. Perché se dite mamma vostra, cacciate i soldi, se ne facciamo i chiavi, ci si capisce, cacciate i soldi. Chi c'è un articolo di giornale che te ne faccio? Perché?
Che c'entra? Hanno a leggere quelle che noi vogliamo. In dall'occhio nostro devono leggere che è fornuto per loro la loro condanna a morte. A da sta scritto qua, in dall'occhio. Se qualcuno non sa leggere. Ma tu come sei pignola, non sape leggere, ma com'è, si capisce? Ah, ti credi che sono tutti quanti istruiti? Ma che c'entra? Noi dobbiamo dimostrare il sangue freddo, sennò che non si mettono a paura noi. Allora. Insomma, se tu vuoi fare bandito, devi dimostrare coraggio e sangue freddo. E ci vogliono alcune regole importanti, mi spieghi? No, non può fare un bandito. Se tu vuoi fare bandito, o veramente, ya essere ingazzuto e prepotente, ya te ne sembra faccio potente. E non si cari a mocca in mezzo ai denti. Se tu vuoi fare bandito, dritto a scorta, ogni mattina fa 6-7 morte. E sparanno, rapinanno. In da niente da busca a formaggio, o scappa a Viareggio, per te riposare. Io sono che non famo, no veramente, appena sfondo fuori tutta gente, io sono che più fatente di alla capona, ma mangia morzaca per un lione, per colazione ogni mattina all'otto, ma bevo sanghese, che pulizia. Solo un fame, una scusa, io mi piglio il creaturino spazio con burro formaggio, mi baga a mangiare. A posto, ma siamo a posto, sai? Hai capito che cosa Ma ci stai vuole facendo per fare i andare proprio banditi? non so su. Allora ci abbiamo. Proprio lo Vieni fai. appresso a me, uè. Fa tutto quello che faccio, hai capito? Io vado avanti, vieni a dire, appena te la sì, ma è Mariotto, hai capito? Non Vieni ricarico. appresso a me, va. Oh, ecco, poi non si può usare. E bene, Roby! e non è meglio che l'arriva anche ciò. Sì, va bene, ma non devo mettere logo basso, devo mettere in alto, così, la faccia a capire. Vieni appresso a me, vieni, Fermi tutti, questa è una rapina! Fermi tutti, questa è una rapina! Sto cosa arreta, non muovi! E allora dove vai a sapere? No, fermo, è una rapina! Fermi da Una rapina! Fermi, che sei una rapina! Starai scherzando, sorella? Oh no, io Ma non sai che passiamo faccio? Come no? Ma sai leggere? Sai leggere o no? No. E lei faccia che stai? Scritto Francia, Lei faccia! Avete scritto in volto che il Signore vi sta mettendo a dura prova. Pensate al castigo di Dio, che arriverà dopo il castigo degli uomini. Vi uccideranno sulla sedia elettrica e le vostre mamme soffriranno e moriranno per voi. Volete voi che le vostre mamme muoiano? Non credo. E questo è niente. Dopo morti sulla sedia elettrica, verranno i diavoli e vi strapperanno gli occhi e vi recideranno le membra con seghe di fuoco e spadoni incandescenti. Lo spadone! Dimmi, uomo, a te ti piace la sega? Me la voglio! Guarda che io voglio! Poi ma niente! E cagniamo stile! E a te, donna, ti piace lo spadone? Lo spadone sì, ma incandescente no. Lo spadone no! Ma si arrangi con spadolino! E allora pentitevi e cantate con me. Silenzio! Silenzio! Mi hanno avvertito che qua è in corso una rapina! Ancora voi due! Venite con me! Venite con me! No. Venite con me! Allora, Mauri! Non abbiamo fatto niente. Ma cosa volete, sceriffo, da questi nostri fratelli? Volete che l'ira del Signore si scateni su di voi? Veramente no, ma questi sono due sospetti, io li devo portare alla centrale! No, ma buona, centrale, facciamolo fare a buste volte! Non vi azzardate, altrimenti vi denunzio per vilipendio della religione e sequestro di persone. Andiamo, fratelli, andiamo a portare il verbo del Signore alle turbe. Venite, fratelli, lasciamo questo luogo di perdizione e rechiamoci a portare il verbo del Signore alle turbe. Oh Signore, non ci lasciare, oh Signore, resta con noi, oh Signore, tu sia lodato, oh Signore, tu sia osannato. Oh Signore, non ci lasciare, Oh Signore, resta con noi, oh Signore, tu sia lodato, Oh Signore, tu io mannato che sta via.
mannaggia. Ora che è stato colpo, c'ha avuto a fallire, mannaggia, come sa da Ma non ci riesce mai bulla una a mo'. ma come sa da fare? Guarda, mi pare, brigante Mussolini, mi pare che hai combinato questa cosa così grossa? Ma io non sicuro, no? E non hai capito che per fare i banditi ci vuole la faccia del duro. Devi tu devi mettere a paura a gente. Ma suo mammone. Ma sì, così è, sennò come vuoi un rapinatore? Poi a noi, ma ci facciamo a banca, guarda che a banca, se ci riesce questo colpo, voglio, abbiamo fatto la nostra fortuna. Sto ci di colpo. Oh, colpo è grosso! Ti raccomando, al primo intoppo, spara! Ma io faccio io prima là. Non mi carica, è la faccia del duro, devi fare, fino a questa via. Fermi tutti, questa è una rapina! Fermi tutti! Questa è una rapina! Fermi! Per favore, volete ripetere un'altra volta? Oh? Volete ripetere? Ad amo. Sì, quello che avete detto. Fermi tutti! È una rapina! Fermi tutti. Fermi tutti! No, dico... La faccio una rapina! Stai dicendo? La faccio una rapina! Come, fermi tutti? Sì. Avete detto fermi tutti? Sì, fermi Io tutti. domando, come sarebbe a dire fermi tutti se qua ci sono solo io? E vabbè, ma noi questo non lo sapevamo! Non lo sapete, avete ma fermi tutti, tutti è plurale, cioè è chiaro. Voi vedete altre persone in questa banca? No, C'è no. qualcun altro? Perché mi chiami i parenti tu e fai lì? Ma in questo momento non c'è nessuno, scusate. E chiamalo, ma non l'hai Ci sono chiamato! solo io. Sì, solo voi, In persona no. singolare, io solamente io, tu, egli, noi, voi, e sei chiaro. Sì, Quindi così, io sì, singolare. sì. Voi avete Sì. fermi tutti, cioè plurale. Sì. Se ci fossero state altre persone, è logico che voi dite fermi tutti. Ma essendoci solo io, voi dite fermi tutti, perché dite fermi tutti? Non avevo È tutto, sbagliato. non avevo tutto, Ma io non sapevo! è sbagliato. Scusate, allora, È sbagliato. fermo tu! Questa è una rapina! Fermi tu, questa è una rapina, dai c'è soldi a fare lì! Non ho capito, scusa, signore. Ah, no, Fermo! Per favore, fammi Sì, segnare. parlo io, Non parlo io. andavo, dove? Fermo tu! Questa è una rapina! Dove sta? Chi? La rapina. È un momento! No, come mai, non come mai. Voi vedete, fermo tu che questa è una rapina. Logicamente, io domando che cos'è, cioè dove sta la rapina. Avete usato l'aggettivo questo, cioè che sta a dimostrare, questa è una cosa che uno mostra a qualcuno, che fa vedere a qualcuno. Sì, ma- Logicamente, io posso dire benissimo, questa è una rapina. Ma tu sei sangue di megalo di... No, volevo farvi capire, cioè, questa è una rapina, perché dico questa è una rapina? Perché ve la mostro, ve la faccio vedere. Voi avete detto questa è una rapina, logicamente io non la vedo una rapina, e allora giustamente domando, dove sta sta rapina? Fatemela Non la vedere. vedete adesso, ma no, dopo ve la faccio Hai sbagliato. vedere! Come la faccio vedere? Voglio tu sei troppo lungo! No, ma A Napoli subito si fa! Appena io dicevo fermi tutto, è una rapina! Accomodate, prego, mi danno quello che volete Sì, dannavo, tu! Tu sei ma lei cosa- troppo moricciù! Ma lei cosa vado a fare? Dacci soldi! Ma non signore, io caccio. A Napoli una tu! mamma mia. Dacci soldi! Voi avete che ragionare? Questa è una rapina, io Se domando non dove mi sta? date il tempo, io come la faccio a prendere? Poi cominciamo a ragionare! Allora, pure a dire. No, signore. Aspetta, no, come si fa? Io mi voglio fare prendere, però me te lo dico, se come la faccio a prendere? A me va a fare 500 lì, voglio fumare! Ah, fai a finta! Che tipo di persona? Ecco perché ho domandato, fatemi vedere la rapina, voi avreste dovuto dire, fermi tu, perché tutti l'abbiamo già chiarito, Sì, fermi tu, che da questo momento Sì. è in corso di esecuzione una rapina. Ma io Allora io sono non preso avevo su mandato. sta roba! No, ma figlio, Ma te cos'è fatto No, ormai no, non così? bisogna- Noi ci essere siamo precisi. abituati, sempre così abbiamo Sempre detto, così. sempre così. Da che mondo è mondo abbiamo fatto una rapinato, sempre così abbiamo me lo fatto. fa no, Abbiamo no. fatto. E poi la rapina. Ah, no, dobbiamo, dai, ci abbiamo a Carnamozzi! Ma che siete parenti? Siete parenti? No, siamo colleghi. Voi fate, siete attori, Sì. attori. No, no, siamo rapinatori. Con guarda. lei, che vediamo a caccia, farti buttare giù! Come fa bella la porta? Quando se la rapina, con i rapinatori, ma che scherziamo? Ma lo facciamo sul serio, No, sì, no, signore. ma voi sapete che cosa sono le rapine? Le rapine vanno fatte da esseri brutti, da banditi, da delinquenti. Che ci vuole la faccia? Gli stupido. Che te la faccia uno stupido? Ehi! Ma faccia uno stupido! Quello che lo serve sotto cane, Chi si può fare a me? Sentite, noi siamo professionisti, ma che scherziamo? E se no, Ma siamo così, siamo Ah, partiti. signore, ma Non mi offendete. Siamo banditi seri, banditi sistemati! Ammazziamo, facciamo lei! Ma Ma anche la roba studiatura di tozzo! Ma voi mi siete guardati nello specchio? Aspetta, guarda se cazzo! Ma siete guardati nello specchio? Ma perché fai Tu si guardati nello È specchio? meglio che non mi guardo, se non mi sputo Ma faccio! come fai la faccia e fai i rapinatori voi? Voi mi siete avete la faccia per gente onesta, per persone per bene. Chi l'ha La appena faccia nostra non è facile. No, per favore, non pensiamo che l'ha appena va bene Come mi so? Chi sono due stupidi? Ma Due stupidi! il voto più buono! Vabbè,
Ma come rapito, ma che scherziamo? Avete recitato la parte magnificamente. Io vi vengo a vedere, dove lavorate? Stanno un teatro qua vicino. Ma vi vengo a vedere. Sì, ma Mario! Ma io ho visto Mario a me! Ma guardiamo Guardate! Fatela, poi ci sono dei concorsi. Caccia sordo! Quando si incazza mi fa pure a me. Chi aveva la porta a me? Chi se aveva la porta a me? facendo divertire? Fate qualche concorso, non so, alla banca magari, a posto del comune, a nettezza urbana. lasciamo pure, bello posto, lasciamo non scherzate pure. così. No, Però, nettezza povera urbana. facita rapida, per favore. Fatela, domani mattina io apro la banca alle 8:30, dalle 8:30 alle 1:30. Poi verso 1:30, vedete qua, lui ci aspettava a cadere e ci faceva. Scherzate, quando fai la quando fai la andate con Dio e assipate per si coppia salo. Ma sentite, ma noi non ci siamo spiegati. Ma noi volevamo dire che noi... Ancora voi due! Ma non posso Filippo! Quando basta paura! A nascondere da me! Ma non basta nascondere! Ma questa volta vi acchiappate! Questa per voi è l'ultima avventura! Ma che sta facendo? Madonna mia! Oddio! Bravo! Bravo! Baron! Ma sparata! Oh, percusa non me l'ha fatta! Non tengo percusa! Baron! Bello! Che bella parte che ha recitato, però anche voi complimenti bellissimi. Ti fate la parte dello sceriffo, lo capolavoro. Io sono quello sceriffo, sceriffo Callaghan! Vabbè, ma facci mai, sta dando scherzo e fanno un piano. Sono morto! Avete sparato seriamente? Vi avete ammazzati? Voi siete pazzi? Voi meritate il manicomio! Ma come sparare due persone oneste? Ma per chi l'avete picchiato? Per rapinatura? Ma domande dica, ma due facce come queste potevano essere due banditi? Che ne sono dei disgraziati, dei deficienti, due povere gente, ma non vedete, non vedete! Beh, certo che due facce deficienti come questa noi trovate! Ma noi trovate! Sai, poi avete ragione, che si fanno proprio compassione. Solo compassione, ma per oggi, perché due come questi potevano fare rapinatori. Avete ammazzato due persone oneste. Fanno pena. Sono pena. Che si fanno proprio schifo. Avete voglia. Avete fatto io ci fai complimenti! Si rifudire! Ma voi parlate? Ma che No. Ma hai sparato noi! Che succede? Questa è una grazia di Dio, signore! Signora bella, vedete? Ma non ho capito! Ma che avete fatto? Siete spiegate, per favore! Signore, voi dovete sapere che questa è stata una grazia di Dio! Veramente? Ma chi? Perché mio figlio stamattina ha cagnato la pistola sui canigli! Si palla qua, non servono! Si sciacque Paolo! Meno male, stiamo combinando lo guai! Voi siete le persone più oneste di Nuova York! Signore, voi qualsiasi cosa, rivolgetevi da me! Sì. Venite da me, vi proteggo io. Proteggeteli. Sceriffo Callaghan. Oh, Sceriffo Callaghan. che tu? Ah, mi conoscete? Sì, sacci pure lo stega! Dove abiti? Dove abiti? Dove va Avete sbagliato, Callaghan, non Callaghan. Callaghan. Voi, mi raccomando, ricordatevi di me. Sceriffo Callaghan. Proteggeteli, grazie che avete avuto. No, mi fate morire Wilson, mi fate. Proteggeteli ovunque va. Mi ha fatto una figura in merda! Insomma, questi come si può fare? Non ci vogliono credere che noi siamo banditi veramente. Insomma, non ne diamo proprio affidamento a sta gente. Ma Dio ringrazio a Dio! Oramai io qualunque cosa potremmo fare, scassarmi, rapinare, è buono per noi, perché nessuno ci crede. Sono convinta che siamo due persone per bene. E capite, se domani un bandiero sceriffo ci acchiappa e la gente dice che sti casi sono due sceriffi ma quando mai? Non è possibile! Hai ragione. Chi sono due persone oneste, Teniamo un protettore in nostra vita. da oggi in avanti potremmo scassare, potremmo rapinare, Potremmo fare potremmo fare tutto quello che volevamo. È venuta a voi la fortuna nostra. Oramai la fortuna è nostra. È nostra. Hai mamato la cosa fa. Stiamo facendo qua. Ah, finalmente! Niente bene che non ci voleva niente a fare una cosa di questa e noi l'abbiamo fatta così difficile. E visto come è diventato facile. Ma certo, perché nella vita l'importante è che uno para onesto, para buono, para distinto. Cioè nella vita quello che conta è che quello che uno para, non quello che uno realmente è. È chiaro, hai capito? Pare che no. Vabbè, te lo spiego una volta. Pare che no. Paisa, come stai? Guarda che Bello, Paisa! Come stai? Ti ricordi mio bambino? A Ci pazienza!
Vai dai, ci apriamo a trovare la lavoro. Oh, ma te si è fatto bene! Bello, gli hai fatto fortuna poi! Abbiamo fatto sì, fortuna! bravo, bravo. Abbiamo fatto tanta fortuna, Ah. teniamo casa, teniamo tanta cosa bella! Bello! Dai, Ma dai. che risate, ma Dimmi una facciate cosa, voi! Hai visto la macchina di caffè? La Cadillac! La Cadillac! È una Cadillac che la chiami l'acqua. E fatti i soldi, La fate! casa Brooklyn, Bravo! due case! Due case, due dire, case hai capito, Brooklyn. bro! Ma ti Molto ricordi bene. il risate che mi ha fatto fare? Chi Ti si ricordi? dava? Bella giornata. Mamma mia, ma ti caghiamo Oh, da... sceriffo, papà, si credeva che sei sparato, sceriffo! Chi la scena? No, scemo, Tutti scemo, quanto si bella! Bello, amico, Non me lo bello, lascio, amico, non me lo lascio! Bello! Mamma mia, che campata! Ma mi ha affezionato, È un amico, un amico! È un'amica veramente. T'ha giro cercando per tutto New York! Sì, Veramente. Tutto New York, t'ha giro cercando! e ci hai trovato qua! E fatta l'hobby di fare! Ma puoi prendere qualche cosa? Vabbè. Posso offrire qualche Troppo, cosa? Moppi. Offri qualche I cosa! denari si ne bottiglie. Troppo che vuoi, Moppi! quello che vuoi. Troppo Moppi! No, A disposizione. Ma ti Grazie. ricordi il risate che mi ha fatto fare? la Mi vedo, ha fatto morire il riso! Si ricorda lui, si ricorda! Io sono napolitano come te, Sì. io voglio contraccambiare, si vincente di cor, tu Grazie, grazie. Io già contraccambiare il risate che mi ha fatto fare. come no. Dai, ma fa gore. Ma te faccio fare quante che bravo che sei. Che bello. Ridi! Cacci soldi, cacci soldi, Che è? cacci soldi, fammi! Sta pazziando! Faccio, lasci fare tutto quanti te, cacci soldi, fammi! Sei pazziato. Cacci soldi, facciamo azione, cacci soldi, fammi! Ma vuole veramente fuori. Cacci soldi, cacci soldi, Mi metti un'amica tu. terra bruccoli, Ma no, sceriffo! cacci soldi, Ma fammi! no, sceriffo, Ma non mi Cacci sono soldi, ragazzo, cacci. hai capito no? Hai capito Guarda, cacci? cacci! Ma come facciamo la pistola? Ma dove sta la lumaca? Dove sta? È meglio che chiedo che Cacci. ci sia. Dai, tu cosa, dai? Amore, ora andiamo. Oh, con la lione. Tu ne cacci sopra. E fammi per le compagnie. E fammi per le compagnie. Ridi, cacci soldi, ridi, fammi. Ridi. Vieni più, cacci soldi. Cacci soldi. Ma chi è che lo usa? Chi è che? La caccia va! Apre! Non fare avete pensato che portavo a Napoli so? Vado l'hai rubato io! Che rimane? Non fa più per New York! Tu hai capito? Che hai fatto la piella nuova lo devi fare! Samen! Ciao! Noi finiamo così, ma la serie continua e poi con allegramento fatta la bello. Oh, bello! Dei celebri amori e poi casini, dove accadeva il finalino di trovarsi tra morti assassini. E perciò arrivavano i becchini. Quando è uscito, è scappato, non c'è. Forse è andato di corsa a pigliarsi un caffè. Era un morto un po' corto e un po' demodè. E perciò ingazzato si è affogato nel bidet. Noi finiamo così, ma la serie continua e per con allegramento fatta la